La suggestiva cornice del villaggio Marzotto di Jesolo ha dato il benvenuto alla quinta edizione dei Giochi estivi del Veneto, la grande kermesse annuale voluta dal CONI Veneto per promuovere il grande pianeta sportivo. Centinaia di giovani atleti delle 7 province venete si sono ritrovati nel litorale veneziano per questo appuntamento che rappresenta la linfa vitale per la promozione dello sport attraverso le federazioni che hanno aderito all'iniziativa, ideata dal presidente del CONI Veneto, Gianfranco Bardelle. Un evento molto importante perché siamo riusciti a mettere assieme le squadre di ragazzi under 14 di ben 19 federazioni. Questo è un esempio che abbiamo dato anche a livello nazionale, da cui poi è partito il trofeo CONI che quest'anno si svolgerà a Senigallia. È molto importante che i nostri ragazzi si divertano, sappiano stare assieme, far squadra, poi qualcuno andrà alle Olimpiadi, ma quello che noi dirigenti sportivi vogliamo è che lo sport diventi un messaggio di fratellanza, di felicità per un'Italia futura che sia sempre migliore. Voglio ringraziare anche gli olimpionici che hanno acceso il tripode e questo era molto importante perché si è dato un segnale di grandi valori che lo sport deve riconoscersi. Una festa meravigliosa, lo sport veneto dimostra di essere sempre all'eccellenza, infatti il CONI Veneto organizza questi Giochi del Veneto con 19 federazioni, ragazzi di varie età che tra di loro in competizione, ma per dimostrare la forza di questo movimento, un movimento che vede oltre 460.000 tesserati nel Veneto, oltre 5.000 società e un tessuto di volontariato incredibile che fanno dello sport veneto uno sport d'eccellenza a livello nazionale e internazionale. Lo rappresentano i nostri atleti che portano a casa medaglie e che fanno di noi veramente un orgoglio, i nostri sportivi, per i valori che rappresentano. Una grande parata con protagonisti mini atleti che hanno sfilato per le vie di Jesolo, partendo dal Parco Grifone sino a Piazza Milano, con la fanfara dei bersaglieri, le maggiorette, le fiacche olimpiche per la cerimonia di inaugurazione della manifestazione, con il saluto delle autorità alla presenza di campioni olimpici che hanno acceso il tripode della 3 giorni sportiva. Una grande parata giunta alla quinta edizione che ha visto la massiccia presenza delle federazioni sportive che hanno partecipato alla manifestazione di Jesolo in uno scenario di grande effetto, alla presenza di molti campioni tra i quali Sandra Truccolo, paralimpica di tiro con l'arco, Daniele Scarpa, olimpionico di canoa, Rossano Galtarosso, Emanuela Levorato e Mauro Numa, olimpionico di scherma. Giochi del Veneto, molto importante perché marca in modo significativo la forza del movimento sportivo del Veneto, delle nostre società, dei nostri dirigenti, dei nostri tecnici che lavorano tutti i giorni, tutto l'anno, con grande competenza e abnegazione per la formazione dei nostri ragazzi, per farli crescere bene ed equilibrati, ma anche con grandi risultati. Un ringraziamento a tutti quanti per la bellissima giornata trascorsa. Bellissimo il movimento giovanile nel Veneto, dimostrazione che c'è una grande partecipazione di massa e un in bocca al lupo a tutti. Una mini Olimpiade quanto mai importante per gli atleti veneti delle federazioni, tra le quali calcio, ciclismo, basket, volley, arti marziali e sollevamento pesi, che a Jesolo hanno avuto modo di competere nel completamento della loro formazione sportiva. Negli spazi di Piazza Milano è stata anche allestita una storica e pregevole mostra delle maglie azzurre degli atleti olimpici che hanno fatto la storia dello sport veneto. I riflettori sulla quinta edizione dei Giochi del Veneto si sono conclusi al Palasport Elena Cornaro con lo spegnimento del tripode olimpico e un arrivederci alla prossima edizione dei Giochi del CONI del Veneto.